Sì, vabbè, la super bionda, la bella donna, la bravissima artista Teresa Rocco in questo special natalizio di Cantiamo Napoli. Ciao! Ciao Ida, buonasera a tutti. Tante cose belle ci auguriamo, no? Come sempre diciamo, vedo, guarda, ogni anno è la stessa cosa. Sempre. Noi ce l'auguriamo, se non altro un po' di serenità, che è quella che ci manca e che ci auguriamo per tutto il mondo. Quindi auguri anche da parte tua. Sì. E il brano, il titolo del brano, quale ci un- canti? Quale ci regali per questo È un special? brano molto bello di Gino Da Vinci, testo e musica, Core, Core mio. Core, Core mio, Teresa Rocco ad illuminare Villa Gran Bruro, anche lei con la sua voce, e quindi insieme possiamo salutare tutto il nostro pubblico di Cantiamo Napoli, sperando che l'anno nuovo sia magari positivo. Guarda, proprio l'autore Guarda. è dietro di me. Guarda, Sì, guarda, io lo guarda, volevo guarda, beccare, guarda, infatti guarda, lo guarda. vedevo. Gino Da Vinci! Sta Buonasera. facendo di tutto. Io dicevo, canto un pezzo di un signore che non so se tu conosci, Sì, chi è? un certo Luigi Sorrentino. Ma fu mandando chi E fa anche il cantante, eh? In arte Gino Da Vinci, ce l'abbiamo qua. Per me è un piacere. Teresa con me è cresciuta in teatro, è cresciuta con le canzoni ed è stato per me un onore scrivere per lei in una piedigrotta fatta a Napoli. E mi diede una grande soddisfazione perché lei cantò questo pezzo, veramente me lo portò alla grande, quasi in finale. No, arrivammo in finale. Arrivammo in sì, finale. sicuramente. Io dico sempre quasi. No, sempre. Non ce la portai ma a finale, però comunque fu importante. Pensa che è una canzone che nacque così. Mi chiamò Ezio e mi disse: voglio mi fa una canzone per mia moglie che mi ha rovutato. Dice: guarda, io ho questo pezzo che l'ho finito stanotte. Era il 10 agosto, Esatto. l'11 stava a casa sua via email, il 12 già stava in piazza. In Qua, la piazza. notte delle stelle, Sì. il 10 di agosto, Allora- Coro Coro mio è nata questa bella canzone. Sì, io veramente fui felice di questa sua registrazione e di questo suo, diciamo, non diciamo successo, però diciamo, fu È un un bagaglio pezzo, personale, una cosa bellissima. bravo, una cosa, un pezzo bello che nacque per lei e io sono onorato perché poi essere cantato da una voce del genere, voglio, non è una cosa di tutti i giorni, ma non perché è presente. Io ti ringrazio e chiedo scusa di essermi introdotto. No, mi ha fatto piacere, ti abbiamo nel- chiamato nella noi vostra- volutamente. nella quindi- vostra intervista. No, ma diciamo insieme la cosa più importante. Sì, diciamo. 3, 2, 1. Uno, Cantiamo Napoli. E se ne va senza te, una sera sto male, mi sento vacante perché non ci stai. Tutti i momenti più belli su fotografia, stampati intamente che non si cancellano. Come ti scordi più, sia vita mia, sei tu, e torno ancora.